Scatman's World. Bella raga, siete del commentario veneziano, siamo su F1 2016, siamo a Suzuka, Fio, il nono posto in griglia, ma non esaltiamoci troppo perché la difficoltà leggenda sarà molto dura la gara, devo fare un miracolo per fare una buona posizione, speriamo bene, tempo previsto, sole tutta la gara, quindi un bel tempo, meno male perché Suzuka con la pioggia e le prove libere ha fatto cagare, e andiamo Fio, il Gran Premio del Giappone. Ta-da-da-da! Mamma mia, ma ragazzi, obiettivo, prendere l'interno se possibile. Yes! Bravo Kuma. Vai. Voilà. Grandissimo sorpasso, bravo Kuma. Ricordo che siamo a leggenda, Fioi. Mamma, sono concentratissimo ragazzi, scusate se parlo poco, ma Suzuka è veramente uno dei Gran Premi più difficili. No! Ai ai ai. Lo sapevo. Ho fatto la cagata. Ho fatto il cagatone. Però me la tengo così. Ok, riesco a prenderla in pieno comunque. No, esagerazione. Ho un po' esagerato. Dai. Ho un po' esagerato, ma fotte sega sinceramente. Ripara danno, no. Siamo in quinta posizione, Fioi. Ma lei è durissima. Porca troia. Non stiamo andando al massimo, raga, proprio per niente. Che il problema l'ala non è così fondamentale, ma qua sbaglio tutto, porca puttana. Vada, sandwich. Beh, vada cazzi tuoi, cioè. Ero a sandwich, non potevo fare altro, ero in mezzo alla Red Bull e la Mercedes. Cioè, Fioi. Ecco. Prova ad andare ai box adesso, prova a anticipare la sosta, vediamo. Vediamo ragazzi. Vediamo se è una mossa giusta o no. Speriamo ragazzi, speriamo. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ok. Beh insomma ragazzi, il discorso safety car comunque. Cioè, ripeto, io ero a sandwich tra una Mercedes e una Red Bull. Io non mi sento di avere colpe con tutta onestà. Cioè non potevo muovermi né a destra né a sinistra, sono stato in mezzo perché sennò tamponavano delle due e mi è venuto addosso la Mercedes. Cazzi suoi, proprio non me ne sbotte un cazzo, con tutto il rispetto, Non dovrebbe piovere, se arriva una perturbazione ti avvisiamo. E adesso vediamo. No, adesso non può andare così lenta adesso, però Fioi no, per piacere.
Che due coglioni. Ma dai, cazzo! Dio Cristo! Ma guarda che roba, ma guarda sto coglione, sto rincoglionito! Come così ragazzi, in pratica si potrà guardare il replay, però ripeto, curva, ero in mezzo, avevo a sinistra vicinissimo la Red Bull di Ricciardo, penso, e la Mercedes spesso di Rosberg a destra. Che cazzo potevo fare? No, ce la facciamo forse a prendere, dai, speriamo. L'ala è un po' rotta, tanti vanno ai box e godo. Buono. Siamo quarti con già la sosta fatta, ok. Questa può essere un'occasione, l'occasione della vita, signori, a livello leggenda. Non mancheranno le polemiche per il contatto, però ripeto, che cazzo potevo fare? Aspetto le vostre risposte. Ok ragazzi, la safety car entrerà in questo giro, però secondo me Verstappen ha messo ancora le gomme soft per fare dopo un'altra sosta. Secondo me è una pazzia. Io dovrei tenerle, cazzo, per 6 giri. Teoricamente. Speriamo, vediamo. Vediamo se ho azzeccato la strategia dopo la safety car pazza. Vai. Il distacco dalla prima è 1,3 secondi. E adesso vediamo. Il pilota dietro di te si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. Ripeto, 5 decimi. Lo sento un po', l'alettone è andato, però leggermente lo sento. Sì, cazzo, se lo... Porca troia. E poi sono l'unico con le hard. Fanno cagare le hard. Ho già perso una posizione. Sarà durissima tenerli, mamma mia. Sarà molto molto dura, ragazzi. Insomma, si è ritirato il Grosjean. Si è ritirato il Grosjean. Noi siamo secondi per il momento. Siamo secondi. Ecco, ci supererà Raikkonen. Siamo terzi. Dio Cristo, non la tengo con queste gomme, vado malissimo. Ok, il distacco è 0,6 secondi. Allora, poi l'alettone mi dà problemi adesso. C'è Massa con le hard anche lui. Che casino, ragazzi. Tanto ritiro il Grosjean, perfetto, cioè perfetto, poi detto per lui, mi dispiace. Però si fa veramente fatica, ragazzi. Cazzo, potevo vincerla questa gara, che guarda, oddio. Adesso ho paura di fare qualsiasi cosa. Guarda, va! Cioè, no, vabbè, cioè, ragazzi. Ma cosa posso fare? Vai. Cioè... Massa ritirato. Ho anche alzato il piede. I sorpassi è stata una mossa molto rischiosa, potevano darci una penalità. Ecco. Siamo in prima posizione. Ma puttana troia, gara purtroppo. Adesso sarà una gara contestatissima questa.
Gara contestatissima, ma me ne sbatto, cioè nel senso, Se cambia qualcosa ti avvisiamo. se non mi penalizzano io vado avanti. Siamo in prima posizione. Mi supera Hülkenberg, mamma mia, comunque non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Informazioni su Raikkonen. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema. Dai ragazzi, mi sembra giusto. Ok, possiamo fare Vado ai box. questo giro. Vado ai box. Così mi penalizzo ragazzi, perché potevo tranquillamente stare in pista, però mi rendo conto che sono successe troppe cose. Eccoci qua, mi sembra giusto così ragazzi. Troppi incidenti, uno forse il primo no, però anche il secondo. Il Cume si penalizza. Mi sembra corretto così raga, ok. Poniamo in pista il 15°, 16° posto. Ok, mi sento più tranquillo adesso. Potevo tranquillamente stare con le hard e arrivare a podio, ma non è un podio corretto. Potevo anche vincerla in realtà. Ma ripeto, non mi sentivo a posto con me stesso. Anche se ripeto, anche con Massa, non so, cioè nel senso, ok, devo io inchiodare per perdere la posizione, cioè mi sembrano veramente tanto aggressivi a volte. Poi sorpasso. Mamma mia, che gara pazza. Una gara molto pittoresca. Ma chiaramente non si va neanche in zona punti. Questo è abbastanza chiaro. Sembra che l'auto dietro di te abbia qualche problema anteriore, ma niente di grave. Ok. Il distacco da quella dietro. Un altro ritiro, Sergio Perez fuori, madonna. Mamma mia, che gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Gara pazza comunque. 12°, diciamo, perché? Ah, qualcuno ha dei box allora. Qualcuno le è andato ai box. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,3 secondi. Ci siamo messi a carburante. Uno e 40, ok. Neanche l'obiettivo scuderia probabilmente riusciamo a portare a casa. È veramente una gara piena di incidenti. Mi scuso. Ma veramente un casino devastante. Cazzo, 18%, vabbè, ce la possiamo, sì, penso di, sì, non abbiamo problemi. Bottas comunque in prima posizione, bravo Bottas. Vediamo chi sarà il primo vincitore nell'Albo d'Oro a livello piloti, costruttori, già la Mercedes ha vinto. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,7 secondi. Cazzo, devo superarlo.
Bravo Come. Siamo in obiettivo scuderia quantomeno. Peccato, però potevo fare molto meglio. Comunque con le hard qua andavo malissimo, questo è poco ma sicuro, infatti la differenza con le soft è scandalosa a livello di ritmo. Il problema... Oh! Adesso riprendiamo la posizione. Con le hard problemi, ma ripeto, è successo con Massa, è stato proprio un incidente veramente brutto. Era il minimo, insomma, quello che ho fatto. Il problema è che non riesco ad andare neanche a punti, peccato. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Comunque giro 3 secondi più lento, nel mio record, mamma mia. Catroia. Boh. No, qua non l'ho toccato io, ragazzi, no. Qua no, fioi. Boh, gara strana questa, non la capisco proprio neanche il ritmo. O hanno le gomme, non so, no, ma qui sono le gomme più veloci, ci sono le super soft. Il distacco dalla vettura davanti è 5,2 secondi. Gara veramente bizzarra. Miscela standard. Fuori, guarda, mamma mia. Niente, non c'è il passo, no, adesso non c'è neanche più il passo. Boh, guarda, non so, non capisco più un cazzo, guarda. Gara da dimenticare a sto punto. Guarda, lasciamo perdere. Niente, sta curva non lo so, non la posso prendere, non so, non posso prenderla in pieno. Terzo ritiro stagionale. Terzo ritiro per il Come. Aspetta, questa gara però, cioè quella curva non la capisco, cioè... Ok, cioè... Se io sono davanti, non posso essere io a dover frenare. Cioè, io continuo a pensare così. Bottas, Vettel e Ricciardo. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Nico Rosberg, che stacca i suoi inseguitori per il primo posto. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Beh, dopo 4 ritiri, ragazzi. Non può che essere Nico Hülkenberg, giusto? Una guida molto pulita. Può ritenersi soddisfatto. Forse ormai i giochi sono fatti. Comunque diamo un'occhiata alla classifica. 19 punti di vantaggio a Rosberg comunque. Costruttori ormai ha vinto la Mercedes. Raga, sotto il comandante veneziano, gara a dir poco grottesca. Terzo ritiro stagionale e morale un po' giù. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!